Dicevo, praticamente tutti i giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. La Guardia di Finanza della compagnia di Chioggia ha sequestrato, a seguito di 3 controlli distinti lungo la strada Romea, la merce trasportata da altrettanti autoarticolati provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. A bordo contenevano 760.000 prodotti privi della dichiarazione di conformità europea, necessarie per far circolare la merce anche in Italia fino al consumatore finale, e che dovrebbe attestare l'assenza di sostanze nocive nel prodotto. Si tratta di bottiglie in vetro e bicchieri di cartoncino destinati a contenere bevande. Il carico dei camion era diretto a 3 differenti grossisti ubicati a Roma, L'Aquila e Avellino. Il valore commerciale complessivo ammonta a 170.000 euro. Ora scatterà anche la sanzione della polizia locale di Chioggia, che potrebbe oltrepassare la cifra di 7.000 euro per ciascun automezzo. Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Con la costruzione della nuova soletta sono terminati questa mattina i lavori lungo la corsia ovest del ponte che attraversa il Brenta, e gli operai di ANAS hanno quindi riaperto al traffico la relativa semicarreggiata a monte, iniziando a lavorare sopra quella a valle. I lavori di manutenzione straordinaria, destinati a completare la sostituzione dell'intera campata, procedono dunque con il senso unico alternato di circolazione regolato da semafori e movieri. L'intervento al chilometro 84.916 della strada 309 Romea avrebbe dovuto prevedere anche opere in notturna, finora non applicate a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, che avrebbero reso difficoltosa l'esecuzione. Per ovviare al problema, ANAS ha intensificato la presenza della manodopera durante l'orario diurno e nei giorni festivi, secondo le necessità del cantiere. L'obiettivo è consegnare il ponte al comune con qualche anticipo rispetto al termine prefissato il 5 luglio. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio, e il meglio è la Pegaso. Nei giorni scorsi Chioggia Azzurra ha ricevuto la segnalazione da parte di una residente di Fondamenta San Domenico a Chioggia relativa a quello che definisce insopportabile inquinamento acustico nelle ore notturne. La prima fonte di rumore, secondo la signora, è rappresentata dal ritiro dei rifiuti da parte dei camioncini di Veritas. È necessario, si chiede la donna, svuotare il bidone del vetro alle 4:30 di notte? Il frastuono delle bottiglie che si infrangono dentro il veicolo sveglia chiunque abiti nei pressi. La soluzione, secondo la mittente, consisterebbe nell'aumentare il numero dei cassonetti nelle altre calli e limitare il ritiro dei rifiuti tra le ore 7 e le 23, garantendone di notte il silenzio necessario al riposo. Oltre ai rifiuti ingombranti prelevati da Veritas, dopo alcuni giorni di abbandono per strada, anch'essi pare lanciati nei camion in orario poco consono, la seconda fonte di inquinamento acustico proverrebbe dai pescherecci in transito, con partenze concentrate intorno a mezzanotte. In specie tra domenica e lunedì il canale pare la partenza di una gara di Formula 1. Dalle 23:30 le imbarcazioni scaldano i motori e almeno fino alle 9:30 è un continuo via vai di pescherecci enormi che devono far manovre complicatissime per uscire.
Anche in questo caso una soluzione viene individuata nell'ipotetica deroga all'orario di partenza da spostare alle ore 22 rispetto all'attuale mezzanotte. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Ha aperto i battenti già oggi, con 3 giorni d'anticipo rispetto al programma, la mostra Andy Warhol, An American Artist, che il Museo Civico della Laguna Sud ospita nelle sue stanze in Campo Marconi a Chioggia. Introdotta dall'assessora alla cultura e agli eventi Isabella Penzo, nonché dal curatore Matteo Vanzan per MV Eventi e dal critico d'arte Michele Ciolino, che ha collaborato al catalogo, l'esposizione consta di oltre 50 opere, serigrafie in carta o in tela, oltre a oggetti originali del genio di Pittsburgh, che ha rivoluzionato l'arte contemporanea negli anni 60. L'aspetto peculiare dell'allestimento riguarda il fatto che le opere in mostra temporanea non godono di un percorso a parte, ma sono inserite all'interno delle sale del Museo Civico per dialogare con gli oggetti esistenti, della storia e della tradizione di Chioggia, oltre che per valorizzare e promuovere proprio il museo stesso, facendolo conoscere ai turisti, ma anche ai tanti residenti che non vi sono mai entrati prima. Anche il biglietto d'ingresso al prezzo di 4 euro agevola fortemente l'abbinata. Nella presentazione, avvenuta in quello che negli anni 90 e primi 2000 era lo scenario della mai dimenticata rassegna teatrale Inchiostro, l'assessora Penzo ha parlato appunto di questa nuova consapevolezza. La mostra rimarrà aperta fino al 12 settembre, dal martedì alla domenica, con orari 10-13 e 18-22, ed è visitabile gratuitamente da ragazze e ragazzi con meno di 14 anni, dalle guide turistiche e dai giornalisti iscritti negli appositi elenchi, nonché dalle persone con disabilità, compreso un accompagnatore qualora previsto. Di sabato e domenica occorre prenotare al numero 041 55 00 911 oppure all'indirizzo mail info.prenotazionimuseo@chioggia.org. Dopo l'orto didattico e la ristrutturazione delle storiche dune che dall'ex batteria Penzo sottomarina degradavano verso il mare, a occuparsene ancora una volta sono l'Associazione Amico Giardiniere e l'Istituto Comprensivo Chioggia 5. Nella cerimonia di stamane al plesso scolastico di Viale Tirreno sono stati svelati i caratteri dell'impegnativo progetto che ha coinvolto i volontari di Amico Giardiniere per 130 ore di lavoro volontario, oltre ai bambini della scuola primaria Caccin e della scuola secondaria di primo grado Galilei. Un lavoro esaltante e impegnativo, nato nel giugno 2020, spiega Francisco Merli Panteghini alle telecamere di Chioggia Azzurra, con l'idea di creare un orto didattico. Grazie al dottor Jacopo Richard di Veneto Agricoltura abbiamo partecipato al progetto europeo di ripristino delle dune con piante autoctone trapiantate, come i tamerici, in collaborazione con il Bosco Nordio. Inoltre è stato riattato lo stagno presente in un terreno che prima non veniva utilizzato. Il tempietto del verde, rimesso a nuovo, sarà a disposizione per piccoli concerti e reading letterari. La dirigente scolastica, Lia Bonapersona, enumera così il secondo progetto di collaborazione andato a buon fine tra l'istituto e l'associazione ambientalista. Gli allievi hanno lavorato con grandissimo entusiasmo. Ora speriamo di poter riprendere anche le memorabili feste di primavera nell'istituto. Alla mattinata in allegria ha preso parte anche il comico Tiziano Marchesan, in arte Pippo Zaccaria, con i suoi sketch. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione.
Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Nuovo appuntamento con la Cura, la camminata urbana per la riappropriazione dell'abitare, promossa da OCIO, l'Osservatorio Civico Indipendente che si dedica alla casa e alla residenza a Venezia. Dopo la Giudecca, Castello ed Orsoduro, questa mattina OCIO ha perlustrato il sestiere di Cannareggio per raccontare la situazione abitativa in questa porzione di città, guardando da vicino alcune realtà particolari. Un percorso cominciato simbolicamente in mezzo al verde di Parco Savorgnan, divenuto pubblico proprio grazie alle battaglie dei residenti negli anni 70 e oggi uno dei giardini comunali più estesi con i suoi 9.500 metri quadrati, per proseguire poi verso le aree di edilizia residenziale pubblica nel sestiere di Cannareggio, il più popolato, con i suoi 14.704 residenti, secondo l'ufficio statistica del comune, almeno fino alla fine dell'anno scorso. A Cannareggio ci sono oltre 300 appartamenti del comune e 615 alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti dall'Ater, tra Ciovere San Leonardo, Ciovere San Giobbe, Gesuiti, Calle delle Conterie, Sacca San Girolamo, Madonna dell'Orto. Anche qui però, come nel resto della città insulare, si registra una scarsa manutenzione, con abitazioni degradate e sfitte. La camminata urbana ha raggiunto alcuni luoghi emblematici del patrimonio residenziale pubblico, a cominciare dall'area Saffa, l'ultimo grande intervento realizzato dal Comune di Venezia, attraverso il quale negli anni 1981-85 e 1998-2001 sono stati costruiti quasi 200 alloggi, lì dove fino agli anni 50 del Novecento c'era la fabbrica di fiammiferi della società anonima Fabbriche Fiammiferi Affini, Saffa appunto. Il percorso è terminato ancora una volta simbolicamente nell'area dell'ex Umberto I, dove nel 2011 la giunta comunale ha approvato il piano particolareggiato per la realizzazione di un nuovo quartiere che, si legge nell'atto, mira a rilancio complessivo di questa parte della città con un mix funzionale, tenendo conto in particolare delle esigenze del cosiddetto ceto medio. A oggi niente di tutto ciò è stato ancora realizzato. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed.